Le 15 orazioni di Santa Brigida da recitarsi per un anno. Nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Invocazione allo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, vieni. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, vieni. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona eterna gioia. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, ma il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Prima orazione. Signore Gesù Cristo, eterna dolcezza di coloro che ti amano e che in te sperano, vera gioia, desiderio, salvezza ed amore di coloro che si pentono. Tu che hai detto, le mie delizie sono con i figli degli uomini, e ti sei fatto uomo per la loro salvezza. Ricordati del tuo amore, che ti spinse a prendere la nostra natura umana, e di tutto quello che sopportasti dal principio della tua incarnazione fino all'adempimento pieno della volontà del Padre sulla croce. Ricordati del dolore della tua anima quando dicesti: la mia anima è triste fino alla morte. Ricordati che hai dato il tuo corpo, il tuo sangue, come cibo e come bevanda ai tuoi discepoli, e hai lavato i loro piedi, insegnando loro la verità sull'amore come dono e come servizio. Ricordati del timore, dell'angoscia e del dolore che hai sopportato nel Santissimo Corpo, prima di salire sul patibolo della croce, quando, dopo aver pregato per 3 volte il Padre, spargendo sudore e sangue, sei stato tradito da uno dei tuoi discepoli, accusato da falsi testimoni e ingiustamente condannato a morte da 3 giudici, nel più solenne tempo della Pasqua, tradito, deriso, spogliato dei tuoi vestiti, bendato e schiaffeggiato, legato alla colonna, flagellato e coronato di spine. In memoria di questi dolori ti prego di concedermi, dolcissimo Gesù, prima della mia morte, il vero pentimento, una sincera confessione e la remissione di tutti i miei peccati. Amen. Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore. Amen. Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, Re del cielo e della terra, abbi pietà di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Seconda orazione. Gesù, vera letizia degli angeli e paradiso di delizie, ricordati della tua grande sofferenza quando i tuoi nemici ti hanno schiaffeggiato, sputato, malmenato, flagellato e lacerato il corpo. Per le infamanti parole e i grandi tormenti che hai provato, ti prego, liberami dai miei nemici visibili e invisibili, proteggimi all'ombra delle tue ali e donami la tua eterna salvezza. Amen. Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore. Amen. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, Re del cielo e della terra, abbi pietà di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terza orazione. Verbo fatto carne, creatore onnipotente del mondo, tu che sei infinito, incomprensibile e tutto tieni nel palmo della tua mano, ricordati del dolore che hai provato nel momento della crocifissione, quando sei stato tirato e disteso sulla croce e quando i chiodi trapassarono le tue mani ed i tuoi piedi. Per tutto questo dolore fa che io cerchi ed ami la tua santa volontà su di me. Amen. Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore. Amen. Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, Re del cielo e della terra, abbi pietà di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarta orazione. Gesù, medico delle nostre anime e dei nostri corpi, ricordati delle sofferenze e dei dolori che provasti mentre si levava in alto la croce. Nonostante questa tua grande sofferenza, pregasti il Padre per i tuoi nemici dicendo: Padre,
perdona loro perché non sanno quello che fanno. Per la tua smisurata carità e misericordia e per la memoria dei tuoi dolori, concedimi di ricordare la tua amatissima passione, affinché essa mi giovi per una piena remissione di tutti i miei peccati. Amen. Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore. Amen. Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, Re del cielo e della terra, abbi pietà di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinta orazione. Gesù, specchio di eterna chiarezza, ricordati dell'afflizione che provasti quando, oltre alla salvezza offerta alle anime mediante la tua passione, prevedesti ancora che molte non l'avrebbero accolta. Pertanto ti chiedo per la tua infinita misericordia che provasti non solo nell'aver dolore dei perduti e disperati, ma nell'adoperarla verso il ladrone quando gli dicesti: oggi sarai con me in paradiso, che tu voglia, pietoso Gesù, riversarla su di me nell'ora della mia morte. Amen. Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore. Amen. Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, Re del cielo e della terra, abbi pietà di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sesta orazione. Gesù, Re amabile, ricordati del dolore che provasti quando, nudo e disprezzato, pendesti dalla croce, senza avere, fra tanti amici e conoscenti che ti erano accanto, chi ti consolasse, eccetto la tua diletta madre, alla quale raccomandasti il discepolo prediletto dicendo: Donna, ecco tuo figlio, e al discepolo: ecco la tua madre. Fiducioso ti prego, pietosissimo Gesù, per la spada che le trapassò l'anima, abbi misericordia di me in ogni afflizione e tribolazione, sia corporale che spirituale, e consolami procurandomi aiuto e gioia in ogni prova ed avversità. Amen. Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore. Amen. Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, Re del cielo e della terra, abbi pietà di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Settima orazione. Signore Gesù Cristo, fonte di dolcezza senza fine, con amore dicesti in croce, o sete, cioè desidero sommamente la salvezza del genere umano, accendi in noi il desiderio di vivere santamente, spegnendo del tutto la sete delle nostre concupiscenze e la ricerca dei piaceri mondani. Amen. Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore. Amen. Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, Re del cielo e della terra, abbi pietà di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ottava orazione. Signore Gesù Cristo, dolcezza dei cuori e gioia dello Spirito, concedi a noi peccatori per l'amarezza dell'aceto e del fiele, che gustasti nell'ora della tua morte, che in ogni tempo, specialmente nell'ora della nostra morte, ci possiamo cibare degnamente del tuo corpo e del tuo sangue, come rimedio e consolazione delle nostre anime. Amen. Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore. Amen. Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, Re del cielo e della terra, abbi pietà di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nona orazione. Signore Gesù Cristo, gioia dello Spirito, ricordati dell'angoscia e del dolore che hai patito quando per l'amarezza della morte e l'insulto dei giudei gridasti al Padre tuo: Eloi, Eloi, lema sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Per questo io ti chiedo, Signore mio e Dio mio, di starmi accanto nell'ora della mia morte. Amen. Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore. Amen. Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, Re del cielo e della terra, abbi pietà di noi. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 10ª orazione. Signore Gesù Cristo, principio e termine ultimo del nostro amore, dalla pianta dei piedi fino alla cima del capo ti sommergesti nel mare delle sofferenze. Ti prego per le tue larghe e profondissime piaghe, insegnami a vivere perfettamente con vera carità, nella legge e nei tuoi precetti. Amen. Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore. Amen. O Gesù, figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, Re del cielo e della terra, abbi pietà di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Maria, Regina del Santo Rosario, prega per noi e per il mondo intero. 11ª orazione. Signore Gesù Cristo, abisso di pietà e di misericordia, ti domando, per la profondità delle piaghe che trapassarono non solo la tua carne e il midollo delle tue ossa, ma anche le più intime viscere, sollevami dai miei peccati e nascondimi nelle aperture delle tue ferite, perché il tuo sangue mi purifichi e mi ricrea vita nuova. Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore. Amen. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, Re del cielo e della terra, abbi pietà di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 12ª orazione. Gesù Cristo, specchio di verità, segno di unità e legame di carità, ricordati delle innumerevoli ferite di cui fu ricoperto il tuo corpo, lacerato e imporporato dal tuo stesso preziosissimo sangue. Ti prego, Signore, scrivi con quello stesso sangue le tue ferite nel mio cuore, affinché nella meditazione del tuo dolore e del tuo amore si rinnovi in me ogni giorno il dolore del tuo patire, si accresca l'amore, Dio preservi
perseveri continuamente nel renderti grazie sino alla fine della mia vita, quando verrò da te, pieno di tutti i beni e di tutti i meriti che tu mi donasti dal tesoro della tua passione. Amen. Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore. Amen. O Gesù, figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, Re del cielo e della terra, abbi pietà di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 13ª orazione. Signore Gesù Cristo, Re invincibile ed immortale, ricordati del dolore che provasti quando, essendo tutte le forze del tuo corpo e del tuo cuore venute meno, inchinando il capo dicesti: tutto è compiuto. Perciò ti prego, abbi misericordia di me nell'ultima ora della mia vita, quando la mia anima sarà turbata dall'ansia dell'agonia. Amen. Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore. Amen. Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, Re del cielo e della terra, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 14ª orazione. Gesù Cristo, unigenito del Padre Altissimo, splendore ed immagine della sua sostanza, ricordati dell'umile preghiera con la quale raccomandasti il tuo spirito dicendo: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E dopo aver piegato il capo, liberando dal tuo cuore la tua misericordia per noi, sei ispirato. Per questa preziosissima morte ti prego, Re dei Santi, fortificami contro le tentazioni del diavolo, del mondo e della carne, affinché, morto al mondo, viva solo in te, e nell'ultima ora della mia vita tu accolga il mio spirito, che dopo lungo esilio e pellegrinaggio desidera di ritornare alla sua patria. Amen. Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore. Amen. Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, Re del cielo e della terra, abbi pietà di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 15ª orazione. Signore Gesù Cristo, vera e feconda vita, ricordati dell'abbondante effusione del tuo sangue allorché, piegato il capo sulla croce, il soldato Longino ti squarciò il costato, da cui uscirono le ultime gocce di sangue e d'acqua. Per la tua amarissima passione, ferisci, ti prego, dolcissimo Gesù, il mio cuore, affinché versi lacrime o penitenze d'amore. Convertimi totalmente a te, perché il mio cuore sia per tua perpetua abitazione, la mia conversione ti piaccia e ti sia accetta, ed il termine ultimo della mia vita sia così lodevole da meritarmi di contemplarti insieme con tutti i santi in eterno. Amen. O dolcissimo Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, abbi pietà di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio vivo, accetta questa preghiera con lo stesso amore col quale sopportasti tutte le piaghe del tuo Santissimo Corpo. Concedi la tua misericordia, la tua grazia, la remissione di tutte le colpe e pene e la vita eterna a noi e a tutti i fedeli vivi e defunti. Amen. Santa Brigida, desiderosa da molto tempo di sapere il numero dei colpi che nostro Signore Gesù Cristo aveva ricevuto durante la sua passione, apparve a Gesù che le disse: Figlia mia, ho ricevuto sul mio corpo 5.480 colpi. Se tu vorrai onorarli, dirai ogni giorno 15 Pater, Ave e Gloria, con le orazioni seguenti che ti do durante un anno. Trascorso un anno tu avrai salutato ciascuna delle mie piaghe. Ecco le promesse che Gesù fece a Santa Brigida per chi avesse recitato queste 15 orazioni durante tutto un anno. Libererò dal purgatorio 15 anime della sua stirpe, e 15 giusti della sua stirpe saranno confermati e conservati in grazia. 15 peccatori della sua stirpe si convertiranno. La persona che le dirà avrà il primo grado di perfezione. 15 giorni prima di morire riceverà il mio prezioso corpo, di modo che sarà liberata dalla fame eterna, e berrà il mio prezioso sangue perché non abbia sete eternamente. 15 giorni prima di morire avrà un'amara contrizione dei suoi peccati e una perfetta conoscenza di essi. Metterò il segno della mia croce vittoriosa davanti a lei per soccorrerla e difenderla contro gli attacchi dei suoi nemici. Prima della sua morte io verrò a lei con la mia amatissima e dilettissima madre e riceverò benignamente la sua anima e la condurrò alle gioie eterne, e conducendola fin là le darò con singolare tratto di bere alla fonte della mia deità e divinità, ciò che non farò con quelli che non avranno recitato queste orazioni.
Perdonerò tutti i peccati a chiunque vissuto per 30 anni in peccato mortale se dirà devotamente queste orazioni. Lo difenderò dalle tentazioni, gli conserverò intatti i suoi 5 sensi, lo preserverò dalla morte improvvisa, salverò la sua anima dalle pene eterne. La persona che le dirà otterrà tutto quello che domanderà a Dio e alla Santa Vergine Maria. Se è vissuto sempre secondo la sua volontà e se avesse dovuto morire all'indomani, la sua vita si prolungherà. Tutte le volte che reciterà queste orazioni guadagnerà delle indulgenze. Sarà sicuro di essere aggiunto al coro degli angeli. Chi insegnerà queste orazioni ad un altro avrà gioia e merito senza fine, che saranno stabiliti sulla terra e dureranno eternamente in cielo, dove sono o saranno dette queste orazioni. Dio è presente con la sua grazia. Amen. Nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Siano lodati la Santissima Trinità e i Sacri Cuori di Gesù, di Giuseppe e di Maria.